Sono 249 i contagi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. Oggi si registra un nuovo decesso che porta a 520 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. Il commissario attende, la squadra promessa per governare la sanità calabrese ne aspetta 45, intanto procede a rilento la campagna di vaccinazione. I NAS acquisiscono gli elenchi delle persone vaccinate a caccia di furbetti che non hanno rispettato le disposizioni del governo. Il ministro Boccia dice nessuna deroga. Il presidente facente funzioni sperava nel Consiglio di Stato per tenere chiusa la scuola, ma rimedia una sonora bocciatura. Situazione sempre più difficile per i lavoratori del Sant'Anna, insoddisfatti dell'incontro con il commissario Longo. Stamattina hanno protestato alla Cittadella. Complice la grave crisi economica, il tradizionale appuntamento con il calciomercato procede a ritmo lento, tante trattative ma al momento pochi affari conclusi. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque in apertura gli aggiornamenti sul coronavirus con il consueto bollettino della regione. In un giorno in Calabria 249 contagi e un decesso. Sono 249 contagi registrati nelle ultime 24 ore in Calabria su 2.517 tamponi effettuati. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal Dipartimento Tutela della Salute della Regione. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 40, Catanzaro 29, Crotone 1, Vibo Valentia 10, Reggio Calabria 169. Sono 275 i pazienti in reparto, 22 invece i degenti in terapia intensiva. Oggi si registra un nuovo decesso che porta a 520 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. Intanto il commissario ad acta della sanità calabrese Guido Longo attende la squadra promessa, ne aspetta 45, oltre ai subcommissari che saranno nominati dal ministro Speranza. Intanto procede a rilento la campagna di vaccinazione. Ancora agli ultimi posti la Calabria nella classifica della stagione vaccinale anti-Covid, un gap che costa caro alle nostre latitudini, che evidentemente non riceverà le dosi del nuovo vaccino Moderna che, come noto, andrà solo alle regioni virtuose. Il neocommissario ad acta parla dei ritardi e del calendario e piano vaccinale stilato con i commissari al suo arrivo. Noi abbiamo avuto 25.000 dosi vaccinali, 10.000 abbiamo già esauriti, 10.000 li faremo in questa settimana e 5.000 sono di riserva per la seconda fase, perché poi bisogna rivaccinare nella seconda fase. Secondo me il problema dell'obbligatorietà è un problema che prima o poi verrà affrontato, perché è bene vaccinarsi, è bene farlo subito, perché questo ci salva dalla mancanza di libertà che attualmente ci opprime tutti. Ma l'organizzazione territoriale in ambito sanitario sui vaccini è un altro degli obiettivi da attuare. Longo ha detto che quella partita lo scorso 27 dicembre è provvisoria ed incontrerà a breve, dopo l'insediamento, i neocommissari di ASP e AO regionali. Abbiamo strutturato un piano provvisorio per dare modo di avviare la campagna vaccinale, stabilendo la territorialità delle vaccinazioni sulla base dell'organizzazione territoriale ospedaliera, cioè hubs e SPOC. Gli hubs sono i grandi ospedali, il GOM, il Pugliese Ciaccio, il Materdomini, l'Annunziata, con dislocazione poi vaccinale nei presidi sanitari più periferici. Ai precedenti commissari lo abbiamo esplicitato, ci siamo incontrati, abbiamo stabilito le linee guida di quella che era la distribuzione e poi la effettuazione del piano vaccinale. Mo con i nuovi ci incontreremo e quindi saranno dettate ulteriori linee guida. Poi sull'organizzazione invece della struttura commissariale, Longo dice servono circa 45 unità di personale per lavorare e ridurre il divario con le regioni virtuose dal punto di vista sanitario. Io aspetto 25 unità dalla regione e altre 20 unità dall'Agenas, perché così è previsto nel decreto 150. E poi praticamente
aspetto anche uno o più subcommissari, perché la subcommissaria si è dimessa il 30 dicembre. Insomma. Sull'uso dei dispositivi di protezione individuale, ecco l'appello di Longo. Il problema dei contagi dipende dai nostri comportamenti individuali. Infatti invito tutti a osservare le linee guida tracciate dal governo per cercare di limitare al massimo le occasioni di contagio. I NAS acquisiscono gli elenchi delle persone vaccinate a caccia di furbetti, dunque, che non hanno rispettato le disposizioni del governo. Vaccini inoculati a parenti e amici? Qualche caso è stato già ampiamente documentato in alcune regioni del paese, ma sembra essere una pratica diffusa a tal punto che i carabinieri dei NAS hanno cominciato ad indagare. Al momento in Calabria non ci sono né casi segnalati e né tantomeno indagati. Ciò che si apprende è che i militari si sono limitati, almeno per il momento, ad acquisire gli elenchi preparati dalle aziende ospedaliere e sanitarie degli aventi diritto a vaccinarsi. Si procederà poi presumibilmente ad incrociare i dati e verificare quante fiale di vaccino sono state utilizzate e le quantità delle dosi consegnate per ogni singola struttura sanitaria. Ufficialmente nulla è stato comunicato, ma ufficiosamente si apprende che anche in Calabria potrebbero essere riscontrate delle anomalie. A tal proposito sarebbero al vaglio dei carabinieri alcuni casi sospetti e certo che ne sapremo di più nei prossimi giorni, quando, cioè, il lavoro di ricognizione sarà completato e sarà possibile avere il quadro completo della situazione. Insomma, non solo i vaccini scarseggiano, quanto c'è da fronteggiare anche l'inqualificabile atteggiamento dei soliti furbetti. Lo stesso ministro Boccia ha ribadito il suo no a liste occasionali privilegiate. Ognuno aspetti il suo turno, ribadendo le priorità: prima gli operatori sanitari e gli anziani. Intanto aumentano i contagi in diversi centri della Calabria. La Calabria è vicina al 50% delle dosi di vaccino inoculate rispetto a quelle ricevute, 12.540 su 25.630, il 48,9%, un giro di boa che rappresenta comunque un risultato insoddisfacente, considerato che a breve giungeranno nei 6 centri di somministrazione altri quantitativi di dosi. Si tratterà ancora una volta del vaccino Pfizer perché, come anticipato, le dosi del Moderna, 47.000 nella prima tranche, saranno destinate alle regioni cosiddette virtuose e la Calabria proprio non lo è, nonostante in queste ore abbia scalato qualche posizione in classifica, lasciandosi dietro, oltre alla provincia di Bolzano, anche il Molise e la Basilicata. Intanto il trend dei contagi in Calabria resta alto, nonostante il calo registrato nel bollettino del lunedì, che è condizionato dal numero ridotto di tamponi effettuati nella giornata di domenica. Il dato emblematico è quello dei ricoveri. A Cosenza, su 7 casi positivi riscontrati, 4 sono stati gestiti dal nosocomio dell'Annunziata. Per un paziente non c'è stato nulla da fare, un altro è stato ricoverato in rianimazione. 105 in tutto i posti occupati nelle strutture in funzione sul territorio provinciale. Altre situazioni da monitorare: il focolaio scoppiato in una casa di riposo a Tortora, con 11 ospiti positivi e asintomatici. Ad Altomonte, chiusi i confini, sanificazione della casa comunale e 24 positività accertate, numero identico per ora nel piccolo centro di Santa Sofia de Piro. 8 nuovi casi a Piscopio nel Vibonese, epicentro di uno dei più grandi focolai della regione. Anche nel Catanzarese, ai pochi casi positivi riscontrati nelle ultime ore, non corrisponde una situazione di calma piatta. Albi e Guardavalle i centri più colpiti, mentre si registra un caso negli uffici del giudice di pace e la chiusura della scuola paritaria Girotondo per la scoperta di alcune positività. Numeri alti nel Reggino, Palmi e Bovalino i centri dove si registrano incrementi significativi. E anche a Santa Sofia de Piro, come dicevamo, casi in crescita. La situazione su Santa Sofia de Piro desta al momento preoccupazione. 24 sono i casi positivi registrati fino ad oggi, che purtroppo saranno destinati a crescere. Spero di sbagliarmi, ma questa è l'impressione che emerge dallo stato di fatto e dalle diverse situazioni che sono sotto controllo attualmente e che devono comunque essere sottoposti ad accertamento e a tampone nei prossimi giorni. Quindi purtroppo la situazione generale
desta preoccupazione. Si tratta di diversi casi che comunque molto sconnessi tra loro e non comunque legati ad un unico cluster, quindi questo vuol dire che il virus è presente in maniera capillare, lo è presente in tutta la zona, anche nei paesi limitrofi si stanno registrando casi in crescita a dismisura anche nella media Valle Crati, quindi nei paesi a noi limitrofi, quindi una situazione che un po' in tutta la zona sta crescendo notevolmente. E ovviamente devo dire che al momento quello che ci rasserena e ci rincuora è che il sistema sta funzionando meglio, quindi il sistema di tracciamento, il sistema sanitario, quindi stiamo ottenendo grosso modo le risposte comunque che il momento richiede. Mi auguro che la situazione rimanga comunque circoscritta ai dati comunque registrati finora. Siamo anche al lavoro con le altre autorità competenti per valutare eventuali provvedimenti che dovranno essere adottati in questi giorni per la tutela della salute pubblica. Avviato una campagna di screening nelle scuole di Rende con la collaborazione dell'Università della Calabria. Partirà in collaborazione con l'Università della Calabria una campagna di screening all'interno degli istituti scolastici rendesi che coinvolgerà in maniera esclusivamente volontaria il corpo docenti, gli amministrativi e i collaboratori. Abbiamo iniziato con questo percorso che riguarderà la classe docente e il personale che viene impiegato negli istituti scolastici, e verrà fatto questo primo devo dire, passaggio fondamentale, perché quello che a noi oggi serviva era effettuare il tampone e avere immediatamente la risposta. Non come accade spesso dopo 10-15 giorni, perché quello espone un ambiente come la scuola a alti rischi. Già con la classe docente e il personale avere da subito questi risultati significa sicurezza, significa tracciabilità. Un'azione questa anche per calmare i tanti genitori che nei giorni scorsi hanno manifestato il loro dissenso per la riapertura degli istituti scolastici a Rende, tamponi con risultati rapidi per tutelare la salute dei ragazzi ed evitare i contagi tra i banchi di scuola. Con anche i finanziamenti Covid che ci sono possiamo pensare di allargare il campo anche al controllo con gli studenti e quant'altro. Tutto questo però ovviamente richiede anche a fianco avere un altro partner, che è appunto la Regione. Una forte sinergia dunque tra il Comune di Rende e l'Università della Calabria, che intanto il suo laboratorio di biologia molecolare del centro sanitario attualmente è ancora in attesa del via libera per l'accreditamento da parte della Regione per processare i tamponi, che a pieno regime arriverebbe fino a 400 tamponi al giorno processati, offrendo pertanto un valido contributo ai laboratori dell'ospedalità pubblica. Ho inviato una lettera al Presidente facente funzioni per dire a Rende dialoghiamo con l'Università. Credo che anche questo modello debba essere adottato dalla stessa Regione. E a proposito di scuola, la diluzione del Presidente facente funzione della Regione Nino Spirlì dopo la decisione del Consiglio di Stato. In viaggio con la Spirlì è diventato un appuntamento quotidiano quello della diretta Facebook. Il presidente facente funzione della Regione Calabria torna sulla scuola dopo la sentenza di ieri del Consiglio di Stato che di fatto ha confermato la decisione del TAR Calabria per le lezioni in presenza dei bambini delle scuole elementari e i ragazzi delle medie. Spirlì assicura: vigileremo nel rispetto della legge. Dopo un pronunciamento del TAR e del Consiglio di Stato diventa un fatto penale. Non posso chiudere le scuole. Allora, cosa succede? Succede che i sindaci dovrebbero prendere comune per comune, dove si verificano casi di contagi, eccetera, prendersi la responsabilità di emettere ordinanze e di chiudere loro territorio per territorio. È quello che io chiedo
agli amici sindaci. Spirli fa chiarezza anche in merito ai vaccini, spiegando che le fiale arrivano contingentate dal commissario Arcuri e che il rallentamento della prima fase è dovuto anche al passaggio di consegne tra vecchi e nuovi dirigenti di ASP e aziende ospedaliere, ma il calendario precisa sarà rispettato. La nostra campagna di vaccinazione sta continuando e abbiamo tutte le postazioni ormai attive, sono postazioni interne chiaramente per il momento. Dal mese di febbraio saranno vaccinati tutti gli ottantenni e probabilmente scenderemo anche intorno ai 70-75 anni, a seconda di quelle che saranno le indicazioni nazionali, ok? E quindi ci sarà il secondo scaglione, quindi andremo a fare la seconda dose e quindi quella conclusiva a chi è stato vaccinato a partire dal 27 di dicembre e cominceremo a vaccinare il secondo scaglione. Stando a quello che ci dicono dal governo, dovrebbero continuare a fornirci dosi massicce di vaccino per tutta la primavera, per l'inverno, la primavera, l'estate e dovremmo essere più o meno entro il terzo trimestre con una buona percentuale di italiani e quindi anche di calabresi vaccinati. Intanto sul caos riaperture il sindacato dice la scuola merita più rispetto, le parole di Pino Assalone della CGIL. La scuola merita più rispetto, così Pino Assalone della CGIL dopo il caos sulle operazioni di apertura delle scuole in Calabria. Questo caos istituzionale ovviamente non giova a capire come bisogna procedere all'interno del mondo della scuola, con quali ritmi eventualmente, anche l'ultima operazione messa in atto dal facente funzione Spirli, poi bocciata ovviamente dal TAR, il ricorso al Consiglio di Stato, dà l'idea di questa non capacità amministrativa di determinarsi su come affrontare il tema della scuola nella massima sicurezza. Io credo che la scuola meriti molto più rispetto e questo significa che la scuola ha bisogno di risposte univoche, risposte omogenee e mettere in campo tutti gli strumenti per garantire il massimo di sicurezza a tutti coloro che frequentano la scuola. È normale che siamo convinti che gli studenti e tutto il personale della scuola debba riappropriarsi degli spazi fisici e non solo, che costituiscono appunto il mondo della scuola, ma per fare questo ovviamente c'è necessità di avviare dei controlli seriologici rapidi e quindi che ci sia una corsia preferenziale per vaccinare tutto il personale della scuola. Situazione sempre più difficile per i lavoratori del Sant'Anna di Catanzaro, questa mattina protesta davanti alla cittadella regionale. A testa alta, con il cuore in mano, lo slogan scelto dai lavoratori del Sant'Anna Hospital che stamattina hanno protestato nel piazzale della cittadella regionale a Catanzaro. Solo ieri l'incontro con il commissario Guido Longo, dal quale però, denunciano CGIL e Cisleguil, non sono arrivate le risposte che ci si aspettava. Bisogna fare in fretta, bisogna trovare delle soluzioni che poi naturalmente nel rispetto di quelli che sono i percorsi, che sia la dottoressa Latella, ma sia il commissario Longo, ma che la politica devono trovare per far sì che questa eccellenza non rischi la chiusura. E naturalmente la chiusura significa perdere 300 lavoratori e lavoratrici perdono il posto di lavoro. Oggi si decide anche per la cassa integrazione, bisogna fare presto, è quello che chiedono all'unisono lavoratori e sindacati. Questi ultimi lanciano l'allarme sulle conseguenze di una vertenza che potrebbe impoverire la struttura d'eccellenza. Alcune delle professionalità, parliamo di specialisti, potrebbero decidere di andare altrove. Chiediamo di fare
in fretta e di essere chiari sulle cose, perché stamattina purtroppo registriamo tante dichiarazioni che ancora a noi non ci risultano essere definitive e concrete. Quindi chiediamo concretezze, certezze e naturalmente fare prima e prima possibile trovare una soluzione a questa vertenza. E c'è una novità per quanto riguarda proprio il Sant'Anna di Catanzaro. L'ASP di Catanzaro appunto dice sì al rinnovo dell'accreditamento purché adempia a 6 prescrizioni, una delle quali è giunta proprio in queste ore. Dunque arriva una schiarita proprio in questa avvertenza della clinica catanzarese, quindi un passo in avanti importante proprio per tutelare 300 posti di lavoro e quindi salvare appunto questa clinica. La cronaca, proseguiamo con la cronaca, si allarga l'inchiesta sui brogli elettorali a Reggio Calabria, vediamo. Si allarga l'inchiesta sui brogli elettorali alle amministrative del settembre scorso per il rinnovo del Consiglio Comunale di Reggio e la scelta del sindaco, risultato essere, come si sa, il confermato Giuseppe Falcomatà. L'indagine, che ha portato agli arresti domiciliari il consigliere del PD Antonino Castorina e un presidente di seggio Carmelo Giustra, come era prevedibile, vede altri indagati e persone informate sui fatti. L'inchiesta nei suoi sviluppi dovrà far capire chi siano coloro allo Stato ancora ignoti che hanno contribuito ad alterare e falsificare i registri di alcuni seggi. Intanto un qualche importante elemento sembra essere arrivato dall'interrogatorio di Carmelo Giustra. Il verbale relativo al confronto tra l'indagato e i magistrati è adesso particolarmente oggetto di approfondimenti. La novità è che i nomi degli iscritti sul registro degli indagati siano quasi 30, molti sono scrutatori, altri presidenti di seggio. Alcuni di loro sono già stati interrogati subito dopo le festività natalizie. Da questi interrogatori chiaramente gli investigatori sperano di acquisire ulteriori elementi che possano consentire di chiudere il cerchio su un'indagine che sta facendo molto discutere. Cambiamo argomento. Complice la grave crisi economica, il tradizionale appuntamento con il calciomercato procede a ritmo lento, tante trattative, ma al momento sono pochi gli affari conclusi. Il mercato delle calabresi si muove sempre di più a partire dal Crotone e dal sondaggio per Alberto Cerri, ultimo nome nella ristretta lista del direttore sportivo Beppe Ursino per rinforzare l'attacco dei pitagorici. Persistono le difficoltà per arrivare a Leonardo Mancuso, primo obiettivo per l'attacco, ma il muro dell'Empoli resta molto alto e invalicabile, con i toscani che non hanno assolutamente voglia di privarsi del puntero a disposizione di Dionisi. Prepara il tris invece il direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera, Kresic per la difesa, Gerbo per il centrocampo, c'è il sì dell'ex centrocampista tra le altre di Foggia e Crotone ed è molto vicino anche Luca Tremolada, mentre le difficoltà continuano ad esserci per arrivare a pettinare il calciatore. Per il momento altre idee, resta in lizza il nome, come vi stiamo raccontando, di Nicolò Giannetti, mentre la Regina aveva sondato il terreno per Sebastiano Esposito, ma la punta di proprietà dell'Inter, che ha trovato poco spazio alla spalla, da quanto ci risulta sarebbe sempre più vicino al trasferimento al Pescara. In uscita, ritornando per un attimo al Cosenza, persiste il forcing e il pressing forsennato della Salernitana per Mirko Carretta, una pedina a cui il Cosenza non intende rinunciare, a meno che la Salernitana non sia disposta appunto a fare realmente la voce grossa, offrendo una cifra irrinunciabile. Vediamo come ha chiuso oggi la borsa. Chiusura poco mossa per le borse europee. Mentre Wall Street viaggia appena sopra la parità, i democratici proseguono nel tentativo di rimuovere Trump attraverso la procedura di impeachment o convincendo il vicepresidente Mike Pence a ricorrere al 25esimo emendamento. Nel frattempo, le attese legate ad una politica più espansiva sotto la guida del presidente eletto Joe Biden hanno spinto al rialzo i tassi di interesse americane, con il decennale sui massimi da 10 mesi e gli investitori intenti a valutarne le conseguenze. Sullo sfondo restano i dubbi
dubbi legati alle elevate valutazioni raggiunte dal mercato azionario a fronte dei segnali di peggioramento della pandemia in diverse parti del mondo e i rischi per l'economia connessi al lockdown nonostante i vaccini. Le questioni politiche tengono banco anche in Italia, dove il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha consegnato la nuova bozza del recovery plan che dovrà essere approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Così il FTSE MIB di Milano termina in flessione dello 0,3%, appena sotto la parità anche il DAX di Francoforte a meno 0,1%, il CAC 40 di Parigi e l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,2% e il FTSE 100 di Londra più arretrato a meno 0,7%. Timidi i rialzi oltreoceano con il Dow Jones a più 0,1%, l'S&P 500 flat e il Nasdaq a più 0,3%. Sul Forex l'euro-dollaro si stabilizza a 1,216 e il dollaro-yen staziona a 104,2. Tra le materie prime avanzano le quotazioni del greggio con il Brent a più 1,6% a 56,6 dollari e il VTI sempre a più 1,6% a 53,1 dollari. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si amplia a 113 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,66%. In mattinata il Tesoro ha collocato 7 miliardi di bot a fronte di una richiesta di 10,69 miliardi con rendimento pari a meno 0,478%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano Banca Mediolanum a più 3,6% dopo i dati sulla raccolta di dicembre. Bene anche Pirelli a più 3,3% e Tenaris a più 2,9%. In calo Prysmian a meno 6% dopo la cessione del 3,7% da parte di Club 3, società di cui Tamburi Investment Partner detiene il 66,2%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Il meteo in chiusura. Condizioni interlocutorie con variabilità localmente instabile sulla nostra regione. Sull'Europa orientale masse d'aria molto fredda si sganciano da Scandinavia e Russia e tenderanno ad interferire sulle sorti del tempo dell'Italia dalla seconda parte della settimana. Domani nuvolosità irregolare su Vibonese e Reggino Tirrenico con locali addensamenti intensi associati a piogge e veloci rovesci, nevicate su Aspromonte e Serre Vibonesi sopra i 1000-1200 metri. Sul resto della regione cielo per lo più poco nuvoloso con parziali addensamenti sui rilievi ma senza fenomeni particolari. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Domani venti da maestrale sul Tirreno, Ionio Cosentino, Catanzarese e Reggino, tra deboli e moderati con mare tra mosso e molto mosso. Venti deboli meridionali sul settore ionico crotonese con mare poco mosso. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.